A Catania, nella zona industriale, opera l'azienda Tresan che costruisce pannelli fotovoltaici e che parrebbe essere stata acquisita dal gruppo Green Power dell'Enel. Il servizio di sicurezza finora gestito dall'azienda Veritas Sud è stato affidato ad altra azienda, la Sicuritalia, per cui i lavoratori della Veritas Sud perderebbero il loro lavoro. Come ci comunica Salvatore Di Stefano, responsabile della Veritas Sud, la nuova azienda Sicuritalia, secondo Salvatore Di Stefano, non avrebbe i requisiti per svolgere il compito di sicurezza armata e andrebbero così persi 16 posti di lavoro. La Veritas Sud non è stata neanche invitata alla selezione per un'eventuale continuità dell'attività finora svolta. Premetto che siamo arrivati in questa situazione che gli uffici di competenza stanno un po' valutando la poca chiarezza di come hanno gestito questo eventuale presunto cambio d'appalto, quindi però come dicevo, ripeto, ci sono degli uffici di competenza che se ne stanno occupando. La cosa che mi preme più segnalare è che questo sito, per importanza di dimensioni e numero di dipendenti che lavorano all'interno, sono sicuramente un sito da considerarsi ad alto rischio. Gestito per tantissimi anni da guardie giurate, c'è stato tutto un susseguirsi di aziende, ma si è sempre trattato di guardie giurate. Negli ultimi anni siamo stati un po' ridimensionati per numero. Oggi però si sta parlando di un eventuale cambio di servizio e di gestione, dovrebbe essere totalmente affidato nelle mani di servizi di portierato, quindi non più guardie giurate, che andranno a custodire questo edificio, questo sito altamente sensibile, solo con personale che non è adeguatamente preparato probabilmente, o comunque non ha titoli di polizia e non hanno dietro un regolamento del questore approvato e non hanno funzioni adeguate per quanto riguarda questo espletamento. Tra l'altro l'azienda che ci hanno comunicato, indicato quale subentrante al nostro servizio, si tratta di servizi di portierato, come dicevo prima, e che comunque non ha titolo a poter svolgere servizi di vigilanza armata qui, quindi sembrerebbe che questo servizio lo vada a delegare ad altra azienda che opera nel settore, ma sono comunicazioni che a noi ci giungono ufficiosamente. Quello che mi preme un po' segnalare e mettere in evidenza pubblica è il fatto che un sito di così importanza venga un po' anche sminuito, dando la custodia delle varie portinerie e accessi a questo servizio di non più guardie giurate, quindi con dei titoli di polizia al loro seguito, ma semplicemente a portieri. Questo sito, voglio ribadire su una cosa, che c'è all'interno, ci sono agenti chimici di una certa importanza dove sono monitorati spesso dalle nostre guardie. C'è anche un controllo accessi molto capillare, molto attento per quanto riguarda la sicurezza del personale che opera all'interno, il parcheggio, la prevenzione da furti. Che dire, ovviamente una nostra guardia si può sempre trattare di personale che ha dietro le spalle una struttura organizzativa. Veritas Sud svolge questo servizio ormai da oltre 10 anni e lo ha sempre garantito come la committenza ci ha comandato.